Amici bellini, guardiamoci nell'anima perché io lo sapevo che dovevo aspettare un pochino per farlo questo video. Lo sapevo, avevo quel dubbio, lo faccio subito, mi invento una cosa, parlo di Fazio, si è parlato di Fazio così, ma aspettando la notizia che avete visto sul titolo, è un po' lungo il titolo, è uscita e quindi possiamo parlare di questo, ma in generale cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici miei, amiche mie e tutti quelli che lurcano senza iscriversi e senza lasciare il like, una cosa veramente incomprensibile. Luca S, per esempio, benvenuto, tu hai fatto la cosa giusta e ti sei beccato anche il saluto, che fortuna, non cambia niente. E bravi tutti gli amici bellini che tornano, perché se i miei eroi, quelli che tornano sempre, lasciano i like preventivi che sono una cosa gratuita e quindi sono una delle poche cose gratuite che sono rimaste nel mondo. I like sul Caffè Napoli 1926, Valerio Fluido da New York, che insomma adesso possiamo anche avere un po' di qualità in più, un po' di qualità, vedi, si vede il focus sulle mani, le mani, non c'è dubbio. A proposito dello sproposito, ho pensato domani di andare live, quindi sincronizzate gli orologi, credo intorno alle 9 domani sera, vedremo, anche perché mi è zompata una serata, poi me ne è tornata un'altra, devo organizzare perché la situazione è quella che è e tutte le cose possono cambiare da un momento all'altro, non solo nel calcio, perché la situazione Covid adesso la andiamo a snocciolare, ma anche nella vita e nel mondo, perché è così. E qua chiudono i locali non perché la paura oppure il lockdown eccetera, ma perché non c'è staff, non ci sono più camerieri, non ci sono più nemmeno i proprietari, non c'è nessuno e quindi non ci sono poi i clienti, lo stanno prendendo tutti. Di conseguenza questo è il mondo in cui viviamo e dobbiamo conviverci. Buona la notizia della negativizzazione di Fabian in tempi abbastanza brevi, relativamente brevi, vaccinato, si negativizza prima, non è detto perché poi ogni situazione è diversa e non abbiamo certezze, ma caro Emi Scouting, si negativizza Insigne e si negativizza Fabian. Ottima notizia, non tanto per l'ipotesi di formazione titolare, perché dobbiamo vedere come ritornano, in che stato di forma stanno, eccetera, eccetera, ma anche il poterli portare in panchina significa tanto, perché ti puoi spendere un 20 minuti finali, puoi avere un cambio migliorativo, puoi avere un cambio conservativo. Lo sapete, Fabian con la sua fisicità, oltre che la sua qualità, ci è mancato molto e quindi tu ti puoi spendere un Demme Lobotka, ti puoi mettere un Fabian dopo, puoi gestire Zielinski, Elmas e Insigne in quella zona lì e puoi fare dei discorsi diversi, perché comunque rispetto alla difesa dove siamo cortissimi, e sulla difesa poi parleremo di mercato a fine video. Nel frattempo però la domanda mia piena di paura qual è? Si è negativizzato Fabian? Vuoi vedere che si negativizza Fabian, si negativizza Insigne e comunque non si gioca? Perché la paura mia con un Ambrabam, noi facciamo questo cosa che compare, non è che mi sposto ma compare, e sono andato un po' a vedere, credo che sia aggiornata questa roba qui perché è aggiornata tipo alle 4 Sky, Atalanta, Bologna nessuno eccetera eccetera, però già la Fiorentina un calciatore, non specificato il nome, e 3 altri membri. Io mannaggia mai capito, ma perché a volte per la privacy non si dice il nome così e poi altre volte dicono i nomi? Questa non l'ho mai capita, Qualcuno nei commenti me lo sa dire? Non lo so. E nei commenti mi potete dire, ma secondo voi che succederà? Perché Criscito e Shevchenko pure sono positivi, nessuno per l'Inter, nessuno per la Juve. Per la Juve ho sentito un giovane che era aggregato all'Under 23, adesso non ricordo il nome, ma non veramente interessa poco. Nel Napoli risulta solo Lozano e quindi poi posso immaginare che si sia aggiornato alla negatività di Fabian e a quella di Insigne. 6 giocatori per la Salernitana, non è poco. Sampdoria, poi sentivo anche dell'Udinese, Kovalenko nello Spezia, tre situazioni per il Torino. Insomma ragazzi, qua dobbiamo stare un attimo attenti perché è ipotizzativa poi il nero, no, facciamolo il nero, l'hai fatto l'errore, deve esserci l'errore finale, così, il nero più assoluto nell'oscuro generale. No, il problema è che pure nella Coppa d'Africa cominciano a spuntare i positivi, perché ho sentito di 3 positivi nell'Algeria che era poi in ritiro a Doha. Insomma ragazzi, non mi sembra il caso di fare questa Coppa d'Africa, ma non perché uno si vuole tenere
i suoi giocatori e perché vuoi fare avanti, perché non è proprio il momento storico, l'avete come si dice, rinviata in precedenza e c'erano meno casi di quelli che ci sono adesso. Andate a vedere in tutto il mondo, ma abbiamo controllato la Serie A, ma ci sono casi in Spagna, casi in Inghilterra, partite che zompano, squadre che devono essere messe in quarantena. Ragazzi, è un momento complicatissimo. Poi senza dubbio in questo caso questa variante sembra meno letale, sembra più risolvibile e ci siamo, però tu non puoi poi andare a infettare, perché qua finisce che se vogliamo continuare i campionati è capace che chiudono di nuovo gli stadi, che già si è sentito, no, devi usare la mascherina, quella là, FFP2, e allora vuol dire che non stanno funzionando queste cose, ci siamo rilassati come era normale prevedere, ed è capace che qua o chiudono gli stadi e andiamo avanti a porte chiuse come era all'epoca e sentiremo anche Spalletti gridare, oppure bisogna fermarsi un attimo, raccogliere le idee e spostare qualche partita, perché è capace così. E non c'è la battuta l'ASL, perché domani si incontreranno molte altre squadre, si ritroveranno dopo le vacanze generali e ne usciranno altri. Oggi è uscita per esempio una cosa, Rachmani positivo, era una bufala che stava girando, però vediamo domani, perché questa situazione è sempre in divenire, giorno dopo giorno, vedete, anche a tarda notte, in serata esce la notizia, e quindi queste sono notizie che dobbiamo monitorare giorno dopo giorno, e le cose potrebbero anche cambiare. Per quanto riguarda il mercato, voi lo sapete, gli esperti di mercato, i famosi esperti di mercato non fanno altro. Io poi ne ho contattato uno, probabilmente domani vedo di farvelo conoscere, non lo so, però ho contattato un esperto di mercato che magari vi potrà dare delle notizie un po' più approfondite su queste voci che escono, perché se il Napoli è vero come è vero che sta cercando un difensore, dicono che lo cerca di piede destro, si fanno le voci eccetera eccetera. Vi ricordate che qualche giorno fa è uscita la voce di Kumbulla? Ecco, è uscita la voce di Kumbulla. Adesso esce la voce di Fazio. Questo non significa che il Napoli sta trattando solo con la Roma, datecene uno qualsiasi. Io voglio capire una cosa, la domanda è agli operatori di mercato: ma secondo voi il Napoli cerca uno a caso oppure ha un profilo in mente? Perché Kumbulla è un profilo che è giovane, ci punti, mezza scommessa, alla Roma non è andato benissimo, ha giocato poco, però ricrei la cosa con Rachmani e magari te lo puoi spendere anche per il futuro. Fazio no, Fazio è una cosa, è un Juan Jesus 2.0 che metti là per apparare un buco e sperare che anche lui abbia la voglia e la forza di rimettersi in gioco eccetera, perché non gioca da una vita. E se vogliamo andare a fare il sondaggio con i tifosi della Roma su Fazio, Fazio Manolas è una roba antica quando funzionava, non lo so, Spalletti potrebbe rivitalizzarlo, ma io non credo. Se dobbiamo poi guardare ad altre notizie che riguardano il mercato estero, c'è questo ragazzone che si chiama, e mo ve lo dico subito perché non voglio dire stupidaggini, che tu dici un altro africano, no, lui è tesserabile per l'Inghilterra come così, e nasce in Africa, ma il ragazzo si chiama Tuanzebe, come volete voi, ed è un giocatore del Manchester United che è in prestito all'Aston Villa, quindi le voci parrebbe che insomma si dica che il Napoli stia in qualche modo trattando con il Manchester United per spostare il prestito dall'Aston Villa al Napoli e poi impostare un diritto di riscatto. Sapete perché esce questa voce? Perché è un'operazione all'Anghissà, e quindi Giuntoli fa tutte queste operazioni all'Anghissà perché ci è piaciuto, e quindi noi andiamo subito a vedere le cose. Se voi andate a vedere gli highlights non è affatto male, potrebbe somigliare a un Tomori per fare un esempio di un giocatore che dalla Premier viene in Italia e fa anche bene. Ovviamente dobbiamo vederlo come si adatta nel campionato italiano. La domanda che io vi faccio: preferireste un giocatore che già conosce il campionato italiano? Lo so, se il paragone è tra Fazio e Zuambebe e Zuambebe diventa difficile, ma preferirete un profilo che già conosce il campionato italiano oppure un profilo dove tu scommetti ma magari in prospettiva è più forte? Perché a noi ci serve subito, e Koulibaly da infortunato già si sta allenando e tornerà chissà quando tornerà, e speriamo che non venga mai un raffreddore, e questa volta la battuta del raffreddore è più
più che mai attuale. Speriamo non venga mai il raffreddore a Rachmani Guangese, perché l'altra volta di Lorenzo che adattiamo non va bene, non può essere, perché poi rimane, vedi, Mario Rui è squalificato, chi ci metti? Gulam, portachiavi, non può essere, Zanoli lo butti subito nella mischia contro la Juventus. Sono dei rischi che ti stai prendendo e che devi vedere così. Quindi non credo che perché poi la situazione Insigne resta sempre a galla, domani live ne parleremo approfonditamente. Ieri sono uscite notizie 16 milioni all'anno, adesso si scopre che forse sono 5.7 i netti, così deve vedere, però sono americani, dollari canadesi, le tasse che deve pagare in America piuttosto che in Inghilterra. Calma, perché qua è capace che resta tutto. Nel frattempo noi ci facciamo il sangue amaro con Insigne e Insigne resta, quindi veramente chiederei una calma incredibile e direi di aspettare prima di fare poi sensazionalismo e giudicare poi anche le scelte eccetera eccetera. Io il mio consiglio a Lorenzo glielo do in privato, se mi può contattare su Instagram e glielo do il consiglio che do, il consiglio a un ragazzo che poi clamorosamente noi cominciamo a essere tifosi quando siamo piccolini e vediamo i nostri beniamini. Adesso per alcuni di noi i nostri beniamini sono più piccini, sono più ragazzi di noi e quindi noi potremo dare dei consigli quasi da fratello maggiore, e ne ho un paio da dare a Lorenzo se mi vuole telefonare. Metti il like Lollo, non ti preoccupare, che io comunque ti voglio bene e non ti voglio bene a livello di pistacchi così come si vede la qualità è incredibile. Signori miei, domani live, dai, non vi preoccupate di niente, il mercato sono tutte stupidaggini e si è chiuso, si è spento tutto, vabbè, non fa niente, va bene. Sto fatto però che se stu dalle camere è grave, da New York Valerio Fluido e tutto, ma già capì che sta succedendo. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Non di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.